Amici bellini, avevo il dubbio di farla live o meno, ma poi alla fine me la sono vista con calma, senza il patè d'animo. Sapete il patè d'animo, quello che si spalma così. Ma è stata una partita comunque che ci ha detto delle cose, una in particolare che mi interessa. Cominciamo. È un martedì pazzesco. Rumori incredibili, rumori. Allora, benvenuto Videoblog HAL 9K, un nome molto complicato. Benvenuti a tutti i nuovi iscritti, iscrivetevi al canale se guardate e non vi iscrivete. Ma che motivo è? Ma voi lo sapete che a 10.000 io vi faccio un altro regalo e non lo volete avere questo regalo. Vabbè, lasciate 500 like perché altrimenti io smetto di fare le analisi dell'Italia, perché comunque uno sa da avere, sa da scrivere le cose, e passiamo con un Amrabat direttamente alla lavagnetta. Sapete perché? Perché voglio spiegarvi una cosa interessante che ho chiesto a Mancini e Mancini lo ha fatto. Ovviamente si scherza, ma è la posizione di questi due qua. Perché se è vero come è vero che il signor Bernardeschi fa un po', insomma, ha fatto un po' arrabbiare i tifosi del Napoli la sua convocazione, poi si potrebbe discutere, è stato convocato Raspadori al posto di Politano piuttosto che Bernardeschi, non si sa. Ho detto bene piuttosto che, ho sempre il dubbio, troppi lo sbagliano, io non riesco più a parlare in italiano. Comunque, quello che io adoro è nell'ideale tridente che ho in testa in quest'Italia che cerca di essere un po' sarriana, e i rumori non mi fanno stare tranquilli. Voglio un esterno almeno che sia col piede giusto e non con il piede invertito, ed è proprio il signor Chiesa lì, perché lì che sei più imprevedibile, riesci a mettere un cross al centro, specialmente con le squadre che si chiudono. Se entrambi gli esterni vanno all'interno e si crea un intruppo di giocatori, anche perché non hai Barella, hai Pessina, hai Verratti, quindi tutta gente che si inserisce molto. Se crei l'intruppo qua con tutti che rientrano, e diventa veramente troppo, non c'è lo spazio, diventa veramente troppo affollato. Allora cosa succede? Che dopo un pochino Mancini capisce questa cosa, mi ascolta, si guarda i miei video, lascia i like, si iscrive al canale e sposta Bernardeschi da questa parte e Chiesa di qua. E Chiesa, devo dire la verità, per me è stato uno dei più propositivi dell'Italia, con i suoi spunti, con il fatto che avendo il destro a disposizione, con il sinistro non gioca male, però il destro come piede naturale, ecco, ti puoi fare uno spunto e arrivare sul fondo per mettere cross magari arretrati che sono più pericolosi proprio per gli inserimenti dei centrocampisti che sono stati importanti. Ma andiamo per ordine. È stata una partita dove ovviamente Donnarumma poco incalzato da azioni pericolose, però c'è stata un'azione di Bale che è stato dimenticato, tiro al volo purtroppo per lui. Anzi, secondo me subire un gol sarebbe importante proprio anche per capire come reagiamo, ma comunque ci teniamo l'imbattibilità, il clean sheet, and it's ok. I mean, se l'è sbagliata lui, non fa niente. Triste per i tifosi del Napoli che entri Sirigu si esalta ovviamente il gruppo dell'Italia. Mi fa piacere sottolineare il fatto che Pessina quando segna si fa una corsa incredibile, arriva ad abbracciare la panchina. Insigne è proprio il primo che lo abbraccia. Insomma, Insigne sta trasformando questa squadra in una banda di cuozzi che mi piace a Cutulette. Non so se avete visto video vari, stanno ascoltando i neomelodici. Questo, i neomelodici, io stendo un tappetino dello yoga pietoso sopra e non ci piace, però mi fa anche interessante l'idea che chi magari a chi non piacciono quelli del sud, a chi non piacciono i napoletani, quelli là con un velato razzismo, così dovete, se volete tifare Italia, tifare per un gruppo che sta diventando quozzissimo, e quindi oltre a parlare dei dialetti del sud si sentono anche le canzoni del sud. Deal with it, questo è. Ci sono delle leadership molto importanti, ovviamente quella di Jorginho si vede proprio ad occhio nudo.
lo stesso Florenzi sta parlando napoletano, insomma Giorgi è una nazionale che parla napoletano, dovete per forza accettarlo e questo è. Quindi entra Sirigu, non entra Meret, il gruppo va benissimo, però Meret resta fuori da questa cosa qua, peccato per il ragazzo, magari speriamo che un giorno ci sarà una partita in questo europeo dove, non auguro ovviamente un infortunio a Donnarumma, ma una partita dove siamo ampiamente in vantaggio e si può fare esordire anche Meret, sarebbe carino. Toloi gioca bene, ovviamente c'è sempre l'idea di un Emerson un po' più alto e quindi Toloi può fare ottimamente il 3,5, nel senso che ogni tanto è terzino, ogni tanto può essere il terzo di difesa. Bastoni, che io adoro in questa zona qui, specialmente perché Bastoni può essere anche quando scendono tutti, può essere anche un regista aggiunto perché col sinistro lui ci sa fare, e Bonucci al centro della difesa. Quindi bene, formazione logica, ci piace. Dopodiché quando Bonucci molla nel secondo tempo entra Acerbi e quindi abbiamo la particolarità di due centrali mancini, ma va bene anche così. Io poi non capisco perché uno si sorprende se sono due mancini, ma perché quante volte ci sono due destri? Anche quello capita spesso e nessuno si scandalizza. Bastoni comunque soffre un pochino la marcatura di Bale, specialmente quando gliela danno alta, è costretto spesso al fallo. Comunque non rischiamo tantissimo. Emerson non è Spinazzola, bisogna dirlo ragazzi, questo quasi mi fa ben sperare in una possibilità che il Napoli se lo possa permettere, perché ragazzi è un buon terzino sicuramente, ma non è che wow, Emerson Palmieri è un buon terzino dotato di una discreta fisicità, di un buon sinistro che ha esperienza, ma non è che wow, hai capito? Spinazzola quando sta in forma molto meglio, ed ecco perché, come avevamo detto, è lui il preferito di Mancini su quella fascia, punta all'uomo, anche lui con piede invertito è molto più pericoloso. Jorginho è straordinario, Jorginho non può uscire da questa squadra. Ovviamente quando hai Verratti invece che Locatelli è una sorta di doppio play, perché Galles mette Ramsey proprio a marcatura di Jorginho, deve fare questo doppio ruolo e quindi lì si libera Verratti e tocca più palloni, ma Jorginho comunque fa anche il fallo, quello giusto, sa quando interrompere l'azione, copre tutto il campo, anche in copertura si è anche inserito. Mamma mia, che grandioso leader del centrocampo. Assolutamente sì. Poi entrerà Cristante al posto suo, Verratti se la gioca tutta. Verratti rispetto a Locatelli secondo me ha forzato più giocate, forza la giocata, perché vuole riprendersi quel posto da titolare, giustamente, molto mobile, molto attivo. Ovviamente questo però lo porta a cercare magari un dribbling in più, un passaggio geniale in più, e non sempre è una cosa giusta. Locatelli gioca più semplice, più efficace, però è chiaro che quando c'hai il doppio play l'avversario va in difficoltà. Pessina va in gol, Pessina è l'uomo partita, Pessina su quel calcio di punizione tocca quel tanto che basta, come dicono quelli bravi, quel pallone e segna, e si fa questa corsa così. Pessina poi, avendo capacità di inserimento molto importanti, spesso l'Italia aveva una forma di 4-2-3-1 molto spesso, a seconda dei movimenti che faceva una della mezzale rispetto a Barella. Ecco, lui ha più questo inserimento e tentare di riempire l'area per arrivare alla conclusione e per sfruttare poi i cross che dovevano arrivare dalle fasce. Molto interessante a livello tattico questa partita. Le motociclette che entrano nel mio soggiorno. Belotti si danna l'anima ma non riesce a segnare, si è battuto come un pazzo. Bernardeschi qualche palla persa, va bene, non mi convince né a destra né a sinistra sinceramente, però lo colpisce un palo, un ottimo calcio di punizione dove l'Italia si allarga. Proprio Jorginho mi pare che fa il movimento finale che quasi stava per beffare il portiere. Raspadori non c'è tempo per lui per fare molto altro, anche idem per Castrovilli. Signori, questa è un'Italia che è abbastanza versatile, devo dirvi la verità. C'è la possibilità di utilizzare un esterno con il piede giusto, io almeno uno lo vorrei, e ripeto quello che abbiamo ribadito nelle altre live, ribadito, maronna, l'italiano diventa proprio complicato. Qua ci deve andare Insigne, qua ci può andare Belotti o Immobile, credo Immobile sia più in forma. Qua secondo me ci deve andare Chiesa. Berardi va bene se anche lui si convince che può andare
andare sul destro molto spesso, perché comunque Berardi ha spunti interessanti, molto spesso l'abbiamo visto anche tagliare tutto il campo e ritrovarsi dall'altra parte per creare scompiglio. Bene anche Berardi, però Chiesa secondo me è un'ottima soluzione quando le cose non vanno. È chiaro che qui mi piace Barella, è chiaro che qui ci deve stare Jorginho, e da questa parte ci puoi mettere Locatelli, ci puoi mettere Verratti, ci puoi mettere lo stesso Pessina, lo stesso Castrovilli, ma questo secondo me è l'ordine. Qua ci deve andare Spinazzola, non c'è dubbio. Tra Bonucci, Chiellini, Acerbi, Bastoni io lo preferisco proprio come caratteristiche da difensore, mancino così, e secondo me l'erede naturale di Chiellini in questa zona. Bonucci fa buona impostazione, va bene così, e qui fatecelo giocare Di Lorenzo, perché secondo me deve fare tutta l'esperienza possibile. Se Florenzi non sta benissimo si possono alternare, ragazzi. È un'Italia che può andare fino in fondo. Abbiamo superato un girone che era onestamente facile e dobbiamo vedere adesso cosa ci proporrà il calendario, perché ovviamente dalla nostra zona mi dicono che c'è il Belgio, mi dicono che c'è la Francia, una Francia che anche con la Germania, a me ha impressionato più la Germania che la Francia. La Francia ha dei colpi, ha delle individualità straordinarie, ma Deschamps out, secondo me quella squadra può essere messa in campo un pochino meglio. Ma noi che ci fotte, mi metto addirittura a dare dei consigli. Io do dei consigli a Mancini, che è iscritto al canale. Grazie Mancini, e alla prossima. Un abbraccio da New York. Valerio Fluido è tutto. Se vi siete visti tutto questo video, sotto scrivete tu che te lo sei visto e non scrivi perché non ti sei iscritto. Quindi dobbiamo arrivare ai 10.000 e arriviamoci. Si deve cliccare sopra la cosa così, poi cliccate sulla campanella, poi vi iscrivete al canale Telegram, poi dovete praticamente fare basta, sei cringe, quante cose, tutte le cose bellissime. Mi fai il Io caffè? mi ricordo come mi chiamo.